Eccoci arrivati a una parte molto importante della nostra trasmissione, cari telespettatori, perché il tema, nel bene o nel male, riguarda tantissime persone, numeri molto importanti. Per fortuna nel nostro paese, lo diciamo sempre, ci sono tantissimi anziani, si vive molto a lungo, però non sempre le condizioni quando si arriva a una certa età sono le migliori, a volte subentrano delle infermità, delle invalidità, delle disabilità di vario genere, subentra la non autosufficienza e allora a quel punto diventa determinante l'aiuto di un familiare, di una persona competente, esperta, che può essere una persona esterna che fa lavoro di cura, di aiuto e di supporto, oppure in altre situazioni le RSA, insomma le case di riposo. La figura però che a noi interessa questa sera, sulla quale peraltro voi ci avete anche sollecitato più e più volte, è quella del caregiver. Adesso vi spiegherà bene i nostri ospiti, che ve li presento subito, dell'FNP CISL e non solo, di chi si tratta, a chi si rivolge, qual è il lavoro che viene a svolgere, perché è un vero e proprio lavoro, e perché è importante tenere i fari accesi su queste persone. Sono tantissime. Ci sono tante problematiche che devono essere anche risolte a livello istituzionale. Allora, con Tina Cupani, segretaria generale FNP del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Grazie di supportarci e anche di consentirci di approfondire bene questo tema. Maria Trentin del Dipartimento Sociosanitario FNP del Veneto, esperta del settore, grazie anche a lei. E con il contributo importante di Federico Boccaletti, che è dell'associazione CARER, un'associazione peraltro che ha 20 anni di vita, supportata da 10 anni da una legge regionale dell'Emilia Romagna, si occupa proprio di patologie molto importanti, ci racconterà, e anche di queste figure dei caregiver, quindi di chi supporta le persone che sono in difficoltà. Potrebbero essere anche persone con degli handicap, non necessariamente anziani. Noi vogliamo coniugarlo nella veste di anziani perché abbiamo sempre portato un po' avanti questo tema. Allora, segretaria, è una questione importante quella dei caregiver, perché se ne occupano tanto le donne, perché sono tanti, perché le persone con autosufficienza aumentano sempre di più. Sì, beh, è il trend anagrafico che noi abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, che ci fa rappresentare un'autosufficienza che impatta sempre di più sull'azione che noi gestiamo a livello di cura e di supporto alle famiglie e alle persone che si trovano in questa situazione. Questa volta noi cerchiamo di porre un po' l'attenzione su chi si prende cura della persona non autosufficiente. Abbiamo un dato di partenza che riguarda la non autosufficienza in Veneto, che da dati rappresentati dalla Regione numericamente coinvolge circa 328.000 persone. Se noi teniamo conto che di queste non più di 34-36.000 hanno la possibilità di avere posti letto nelle case di riposo attualmente, è chiaro che noi abbiamo una fetta importante di questi nostri anziani e anche disabili che vengono comunque poi presi in carico e gestiti dalle famiglie o attraverso un assistente familiare, quindi un badante, oppure attraverso proprio un familiare. E tenuto conto anche che l'impatto, anche se tu gestisci un non autosufficiente all'interno di una casa di riposo, economicamente sulle famiglie è importante, perché attualmente noi sappiamo che circa 40.000 euro il costo all'anno per garantire un ospite in una casa di riposo. 20.000 euro, se sono fortunati e rientrano nella casistica, sono gestiti attraverso il contributo delle impegnative della Regione. La restante parte rimane comunque a carico delle famiglie anche come impatto di costo. Teniamo conto che non tutti gli ospiti nelle case di riposo hanno a tutt'oggi una copertura da parte di intervento della Regione. Noi, da un dato che abbiamo noi, sono 28.000 le impegnative, quindi il supporto della Regione su 36.000 circa posti disponibili. Quindi noi continuiamo a seguire come pensionati l'aspetto
della gestione delle case di riposo, di fare in modo che tutti abbiano la possibilità, quando sono in una situazione di non autosufficienza spinta, di trovare accoglienza, e con un impatto però economico che sia sostenibile da parte delle famiglie. E quindi adesso ci stiamo concentrando sull'altra parte dei non autosufficienti che vengono gestiti domiciliarmente e che non hanno in questo momento una rete di servizi territoriali tale o sufficienti per dare un po' di sollievo alle famiglie, e questo è il primo punto. L'altro aspetto è come in qualche maniera prendersi cura di chi cura i non autosufficienti, che è un po' il lavoro che stanno facendo i due colleghi che sono oggi qua con me nello studio. Assolutamente. Volevo chiederle, ne abbiamo parlato anche in passato, il PNRR, sì. E ci è anche stato chiesto peraltro da alcune mail che sono arrivate dai nostri telespettatori, quindi cerchiamo anche di rispondere a quello che ci chiedono. Non prevede un intervento anche da questo punto di vista? Allora, per quel che ne sapete voi, insomma. Sì, no, il PNRR ridefinisce tutto l'assetto della sanità territoriale, quindi una volta che una persona non autosufficiente conclude il suo percorso ospedaliero, dovrebbe trovare la rete di servizi territoriali che deve prendersi carico di tutto il percorso conseguente per quanto riguarda il non autosufficiente. Il PNRR, missione sia 5 che 6, prevede questo percorso, però da una missione anche che ultimamente ci è stata fornita dalla Regione c'è un po' un blocco che deriva da una mancata di indicazioni chiare e operative da parte del Governo nazionale. Quindi noi abbiamo le case di comunità, noi siamo in una situazione su cui comunque i servizi integrati nel territorio potrebbero anche essere pronti a gestire tutto questo aspetto, però c'è una carenza di indicazioni e di aspetti operativi che dovrebbero arrivare da livello nazionale, che in qualche maniera non rendono di fatto utilizzabili i servizi di rete nel territorio che servono ad accogliere la gestione di queste situazioni, a supportare le famiglie, a fornire anche i servizi integrati. Quindi noi abbiamo da una parte il PNRR che esiste, la Regione Veneto ha confermato che rimane invariato nella sua programmazione, quindi le case di comunità, gli ospedali di comunità rimangono quelli inizialmente deliberati, quindi senza nessuna riduzione di edifici, e c'è l'aspetto però più difficile, che è quello di gestirle nel territorio. Il problema altrettanto importante è quello del personale. Cioè noi in questo momento non abbiamo le figure sanitarie professionali che servono per far partire questa rete di supporto di servizi al territorio, che è fondamentale per la domiciliarietà. È fondamentale perché se non c'è la rete di servizi territoriali non c'è un supporto alla domiciliarietà. Assolutamente. Volevo chiedere, dopo passiamo anche a lei, Emilia-Romagna. Come siamo messi da questo punto di vista? C'è qualche diversità, qualche cosa, o c'è un passetto in più? Così facciamo chiarezza anche a chi ci ascolta, che magari non ha un quadro complessivo, perché poi tanti le cose le sanno per il proprio territorio, che addirittura la provincia, no? La città, la provincia, quindi già a livello regionale non ci sono conoscenze. Proprio come risposta a questo tema della domiciliarità nella cura a lungo termine, che oggi dura 10-12 anni a fronte di malattie, patologie cronico-degenerative, il tema che è stato posto è questo del come garantire continuità, prossimità e personalizzazione di questa attività di cura. In questo quadro la figura del familiare che si assume la responsabilità dell'accompagnamento, dell'indirizzo e della gestione della cura come un soggetto attivo di una rete di welfare socio-assistenziale è vitale per garantire proprio questi parametri essenziali, dove appunto la permanenza nel domicilio è un elemento essenziale anche a fronte appunto dei limiti del numero dei posti letto nelle strutture rispetto al bisogno. In questo quadro in Emilia, su iniziativa
dal basso della nostra associazione, di altre cooperative, delle associazioni che ne fanno parte, è stata proposta e approvata anche rapidamente dal Consiglio regionale nel 2014, la prima legge in Italia e una delle prime in Europa che riconosce, valorizza e dà sostegno ai familiari che si assumono volontariamente e gratuitamente della Cosa vuol dire responsabilità. sostiene, valorizza, cioè traduciamolo in termini concreti? Progressivamente, sulla base anche di un'individuazione, di un'assegnazione di risorse della Regione che si sono integrate anche con le risorse del Fondo Nazionale Caregiver che nel frattempo è stato istituito, cioè non c'è ancora una legge nazionale che fra l'altro il Parlamento sta proprio in questi giorni affrontando, ma è stato istituito un fondo nazionale a sostegno dei caregiver. Quindi mettendo insieme queste due risorse sono state attivate una serie di infrastrutture che hanno consentito ai familiari di avere sul territorio dei punti di riferimento. Fondamentalmente mi concentro su tre: il fatto che in ogni distretto sociosanitario c'è una persona che è responsabile e referente per i caregiver, per tutte le esigenze e i bisogni e l'applicazione dei servizi e delle normative. In tutte le realtà del territorio c'è uno sportello informativo che può essere o sportello autonomo solo per i caregiver oppure all'interno dei servizi sociali e sociosanitari e dei punti unici di accesso della sanità, però c'è sempre una persona che è formata per dare risposte, risposta al primo bisogno, che è quello di avere delle informazioni, di avere un orientamento sui supporti. E poi ci sono tutta una serie di iniziative. Centrale è stato il fatto che è stato individuato all'interno dei piani assistenziali individuali, cioè quelli per cui si programma l'assistenza sul singolo caso della non autosufficienza, una funzione specifica per i caregiver, cioè una parte del PAI è quali sono i bisogni che ha un caregiver per poter dare al meglio il suo aiuto e il suo supporto, e poi in tutti i piani di zona sono stati obbligati, diciamo così, a individuare delle azioni specifiche a supporto. Possono essere gruppi di automutuo aiuto, possono essere azioni di sollievo per i caregiver in modo tale che possa avere, ad esempio, 4 ore in settimana con qualcuno che lo sostituisce, quindi poter riprendere un pezzo di propria vita, un sostegno di tipo psicologico. Ma lei che lavora in questo territorio, sì, poi ci spiegherà anche un attimo l'associazione come è strutturata in modo tale che i nostri telespettatori possano comprenderlo. Funzionano? Sono o sono sulla carta? Tutti questi sono servizi pubblici. Esistono, quindi una persona che... o realizzati in collaborazione, ma sempre sotto la guida pubblica con associazioni di volontariato piuttosto che... Quindi questo sistema che è operativo e funzionante, sì, può essere mutuato per esempio da un'altra regione. Certo. Sì, altre 10 regioni in questi anni hanno seguito l'esempio dell'Emilia Romagna perché hanno promulgato delle leggi regionali, non dico uguali, ma diciamo comunque sulla falsariga di questa legge nostra dell'Emilia Romagna, e piano piano, noi diciamo sempre troppo piano, ma insomma i servizi vengono implementati anche con l'iniziativa, il suggerimento e il sostegno della nostra associazione, chiaramente, che è un interlocutore che cerca di tutelare i diritti dei familiari che si prendono cura. Virtuoso come sistema, immagino, esatto, ci dica lei. Guardi, io penso... E anche, forse anche oneroso, perché a questo punto se non è attuato ci sarà qualche... Io credo che bisogna prendere atto che non si può più parlare di cura in termini generici. Abbiamo il pezzo delle case di riposo, c'è il pezzo delle badanti che ha una sua struttura, restava questo pezzo di cura fatto dai familiari. E l'esempio dell'Emilia Romagna ci porta a dire che finalmente si vede un lavoro sociale che non si vedeva. Abbiamo le istituzioni che non riescono a rispondere in toto ai bisogni della popolazione. La cosa più facile viene, le famiglie se ne fanno carico.
Ma infatti con la domiciliarità, che adesso si sta puntando alla domiciliarità, quello che spaventa e non è un modo per le istituzioni, per lo Stato, per scaricare. Non siamo contrari alla domiciliarità, la cosa che diciamo è legame con tutti i servizi pubblici, perché c'è bisogno di competenza nel curare le persone che hanno bisogno, però dobbiamo anche dire che queste famiglie non possono essere lasciate sole. Infatti, assolutamente. Allora, nasce la seconda domanda: cosa si può fare per queste persone? Intanto riconoscerle civilmente attraverso una norma, dire i caregiver sono, e questo è un diritto di cittadinanza di persone come queste che dedicano anche 10-12 anni della loro vita, magari perdendo il lavoro, per curare una persona. E poi bisogna andare a vedere cosa si può fare per agevolare tutto questo percorso. Ecco, io lo interrompo un attimo per fare una domanda più politica. Segretaria, ma visto che lei ha anche un'esperienza, tra l'altro mutuata da tanti anni di lavoro anche a Roma, tra l'altro, non è che dando questo diritto di cittadinanza a una figura, no, istituzionalizzandola, in qualche modo ulteriormente si scarica su questa figura? No, perché la paura nel nostro paese è sempre quella, no? Il riconoscimento di una figura in sé per sé che magari prima non esisteva, che poi diventa portatrice di diritti, per carità, poi bisogna vedere come, ma anche di doveri. Cioè, e lo Stato se ne tiene fuori, e di responsabilità. La faccio una provocazione politica. Sì, noi almeno come CISLA e come FNP non la vediamo assolutamente così, perché noi stessi stiamo sul pezzo a livello nazionale, perché adesso stanno girando le prime bozze di proposta di legge regionale, di legge nazionale per quanto riguarda i caregiver. Anzi, definire percorsi che accompagnino da un punto di vista di formazione, come diceva Maria prima, queste figure, riconoscere anche qualche diritto poi nel ricollocamento nel mondo del lavoro, riconoscere la possibilità di avere anche figurativamente quel periodo ai fini previdenziali valutato, aiuta i familiari ad essere presenti nella cura del proprio caro, senza dover poi nel futuro pagare per questa scelta fatta. Ma l'altra cosa che intendo sottolineare è anche che nel momento in cui una figura è riconosciuta, io posso riconoscere anche, assegnare delle risorse per favorire anche, intervenire all'interno anche del peso, del carico finanziario e economico delle famiglie. Faccio un esempio. Ci sono in alcune regioni, me lo diceva prima il collega, che finanziariamente intervengono con dei contributi sostanziosi, dei finanziamenti sostanziosi a favore dei caregiver. Quindi, in alcune regioni avviene questo? Scusa? Avviene questo in alcune regioni? Sì, ma ci raccontava prima di un ultimo stanziamento della regione Lazio molto importante. E allora sono finanziamenti mirati, e che io, avendo una norma che tutela anche questa figura e che la riconosce, mi permette di finanziare queste figure, ma soprattutto di farlo all'interno di percorsi che hanno anche trasparenza e condivisione, quindi c'è anche dal punto di vista di noi associazioni sindacali la possibilità di entrare nel merito. Nella Regione Veneto, è per questo che ho fatto questa premessa, sicuramente sui caregiver ci sono dei finanziamenti che vengono comunque riconosciuti alle famiglie, però non c'è nessuna trasparenza, nel senso che con che criteri la figura non è individuata, non è riconoscibile, quindi riconosce diritti, i doveri, stiamo parlando di persone che lo fanno da sempre con uno spirito, insomma, diverso dal lo faccio solo perché sono riconosciuta, non stiamo parlando di assistenti familiari, stiamo parlando di caregiver familiari, quindi hanno anche un impegno nei confronti della persona che è diverso, ma soprattutto le risorse vengono in qualche maniera rese pubbliche, rese controllate e trasparente l'assegnazione.
Chiaro, cosa che non c'è. Noi nel Veneto l'abbiamo sempre detto, sul tema del sociosanitario, nell'intervento nei confronti dei temi del sociale, la nostra regione poteva fare quel salto di qualità applicando un addizionale regionale a scopo che supportasse tutto il carico delle famiglie che si trovano a gestire anziani non autosufficienti, non hanno avuto questo coraggio. E quindi questo lo stanno pagando le famiglie che non hanno, lo dicevo prima, copertura sufficiente di impegnative per le case di riposo, e noi abbiamo un numero consistente di famiglie che si devono pagare la retta intera, ne abbiamo già parlato, no? Sì, questo diventa sono diventa 40.000 euro all'anno, devono fare mutui, devono fare sacrifici. Quindi definire una figura vuol dire anche garantire risorse controllate. Assolutamente, no, era proprio un inciso per capire. Quindi abbiamo analizzato questi 3 punti, tra l'altro c'è un aspetto perché queste persone, voglio dare anche dei numeri a livello nazionale, perché abbiamo parlato con la segretaria a livello regionale, però la non autosufficienza di cui stiamo parlando ha dei numeri spaventosi, ecco qua la vediamo. 3,9 milioni di persone non autosufficienti in Italia, per la maggior parte appunto abbiamo visto sono anziani, 7,2 milioni di caregiver familiari, quindi stiamo parlando di numeri spaventosi, 1,1 milioni di assistenti familiari, sarebbero le badanti sostanzialmente. C'è molto sommerso lì. Dove esatto non ci sono numeri esatti, 350.000 operatori delle RSA, 40.000 volontari delle RSA. Quindi la non autosufficienza, come schematizzato, coinvolge 13 milioni di persone, quindi sono numeri spaventosi effettivamente. Sì, ma non sono stati mai portati in evidenza tanto quanto lo sono i numeri dell'industria, del commercio, del turismo. Sono come un sommerso che esiste. Perché è sempre stata una cosa che è gestita culturalmente come fosse una cosa personale. Ma per le dimensioni che ha, per i bisogni che ha, è invece un problema sociale. Io sottolineerei molto questa cosa perché i caregiver che scelgono di curare un anziano in casa, un non autosufficiente, sanno che sacrificano la loro vita. Però devono anche far fronte, per esempio, a una serie di questioni che a volte non sono in grado di gestire. Certo. Io ho in mente per esempio come sono cambiate le famiglie, un figlio, 2 figli, 4 anziani, se sei fortunato si ammalano uno alla volta e non tutti insieme, quindi quando parliamo di aiuti ai caregiver parliamo di avere servizi efficienti che controllino e diano qualità di servizio sia a chi è ammalato che a chi cura. Un caregiver che si ammala e non ha ricambio, certo. Cosa facciamo? Dove sono i moduli sollievo, i centri per anziani, i centri diurni? È questo che noi chiediamo, non solo. Uno che paga lo scotto per 10-12 anni di aver lasciato il lavoro, alla fine cosa si trova? Infatti. Ha fatto un lavoro familiare sicuramente, ma anche sociale perché le istituzioni non hanno saputo dare risposta o potuto dare risposta, anche per una questione di costi. Ma allora io credo che alcune agevolazioni come riconoscimento dei contributi figurativi per non essere povero quando va in pensione, io credo che la società glielo debba. Ecco, quindi quando parliamo non parliamo di soldi, parliamo di analisi dei bisogni che hanno e di qualche risposta che dia soddisfazione di un lavoro sociale che hanno fatto. Anche perché lei ha detto una cosa importantissima, ha fatto anche un esempio calzante che tra l'altro ho ben presente con persone che esistono. La classica famiglia con 2 figli ancora da seguire, 4 genitori da una parte e dall'altra, ottantenni che non stanno bene. La persona, il caregiver che si ammala, ma si ammala a volte pesantemente, cioè di patologie, a parte il burnout se va anche al lavoro. Ci sono già studi su questo. questo. E quindi il terzo settore o comunque le associazioni, così anche l'occasione per cui lei possa spiegare che cos'è la vostra associazione, che ruolo viene ad avere? È un ruolo di collante, di stimolo. Io ricordo in Veneto qualche anno fa
una signora, era un incontro di informazione, di formazione, di sensibilizzazione, alla fine intervenne e disse: io non vedo l'ora quando andrò in comune per rifare la carta d'identità che mi scrivono sempre casalinga, io dirò che voglio che mi scrivano caregiver. Cioè, questo secondo me c'è l'idea del fare in modo che ci sia la visibilità, il riconoscimento, l'identità. Questo è il punto di partenza, e poi non è che si possono fare solo dei ragionamenti di alto livello, bisogna nella pratica vedere come questa identità può essere supportata e valorizzata. Maria prima ha parlato della formazione, è importantissima. Maria ha parlato del riconoscimento delle competenze. Qui, ma pensate che miniera di competenze, di capacità nell'assistenza noi abbiamo prodotto in questi anni. E poi appunto c'è il problema del personale, delle qualifiche, e queste persone in molti casi sono persone che alla fine del periodo di cura si trovano, non hanno mai lavorato o sono dovuti uscire dal lavoro. E io dico, la novità di questi ultimi anni è che le aziende private e le aziende pubbliche si stanno ponendo questo problema. Fra 1/3 e 1/4 dei dipendenti delle aziende ha dei carichi di cura, e quindi il famoso burnout che può succedere in azienda. Noi lavoriamo tantissimo per facilitare questa conciliazione, ci chiedono di intervenire per fare formazione, orientamento, per dare dei servizi ai caregiver che lavorano, sostenuti anche dalle risorse del welfare aziendale, in modo tale che questo si integri però con i servizi pubblici. Non possono essere delle cose che vanno ognuna per conto suo, così come l'attività del volontariato deve essere coordinata e integrata in un progetto, in un'idea che fa del caregiver il perno di un nuovo modo di fare welfare assistenziale. Sulla base della sua esperienza in Carer, che si occupa, ci spieghi 2 parole proprio di che cos'è? Carer è un'associazione diciamo, che nasce in Emilia Romagna, ma oggi ha già una dimensione a livello nazionale, o comunque siamo presenti in tante regioni, che si è posta proprio sulla base anche dell'esperienza mutuata da altre realtà europee. In Inghilterra la prima associazione dei caregiver è nata negli anni 60. E quindi occuparsi di persone dei familiari, cioè l'idea è di uscire da una generica idea di famiglia, andando a individuare all'interno della famiglia quella persona, o quelle possono essere anche 2 persone che si danno il cambio, ma identificare in queste persone un ruolo di cerniera fra i servizi e la persona da assistere, che in molti casi non è in grado autonomamente di esprimere le proprie volontà, le proprie idee, ma di accompagnare, a fare in modo che queste esigenze di cura gli sia data una risposta. Secondo lei, che poi è la stessa domanda che voglio fare anche alla segretaria, ma queste persone lo fanno a volte costrette, oppure c'è la volontà di farlo? Perché se uno è costretto a farlo perché non vede altre strade, diventa estremamente estenuante addirittura, cioè prostra la persona, e non è neanche giusto. No, assolutamente. Lei ha parlato dei numeri. È chiaro che è un universo, si va dalla persona dal familiare che ha appena preso la diagnosi di una malattia cronico-degenerativa, si trova nel totale disorientamento, non sa cosa fare, a chi rivolgersi. C'è la persona che invece si trova alla fine di un periodo di non autosufficienza e del suo caro, e si pone il problema di come ricostruire una sua vita. E c'è ad esempio il caregiver che comunque ancora lavora, c'è il pensionato, quindi non è possibile è un mondo vastissimo. Le condizioni che noi abbiamo sempre posto in sintonia con la nostra associazione a livello europeo, di cui siamo soci fondatori, è quella che ci sia gratuità e volontarietà. Ecco, questo è importante. Perché deve essere una scelta, non può essere obbligata, e ci deve essere un riconoscimento anche da parte della persona assistita, che indica dalla persona assistita, o se lui non è in grado di farlo, del suo amministratore di sostegno, che indica in quella persona la persona di cui si fida e che lo può accompagnare in questo percorso. Siamo arrivati al termine, il tempo vola. Una battuta di chiusura a questo riguardo e poi la chiosa finale alla segretaria, prego.
No, allora noi in Veneto, come diceva la segretaria, stiamo cercando di mettere le mani su questo tema. È un tema molto complesso, molto complicato, perché ha 1000 sfaccettature e non c'è ancora una fotografia certa dell'esistente, né dei bisogni né dei numeri. Allora, da questo punto di vista il nostro è un percorso che stiamo facendo, noi stiamo molto lavorando nel tentare di vedere cos'è possibile anche da un punto di vista della contrattazione sociale, quindi del territorio, certo, perché tutte queste cose devono restare in rete tra loro, infatti, devono restare legate in qualche maniera. Esprimendo bisogni nuovi e cercando soluzioni diverse da quelle che ci sono. Certo. In chiusura, segretaria. In chiusura è importante che anche la Regione Veneto inizi un percorso per il riconoscimento di queste figure. Noi, dato anche del Veneto, il 60% comunque degli intervistati in Veneto fatti come FNP sono per una domiciliarietà, quindi è comunque un principio che risponde anche a un desiderio nostro e di chi rappresentiamo. Però è anche vero che se non mettiamo assieme una rete di servizi sociali e sanitari nel territorio che si prende in carico il non autosufficiente, lo supporta e supporta le famiglie, questo naturalmente diventerà un problema non solo di oggi ma anche del prossimo futuro. Quindi accelerare la rete territoriale dei servizi, dare gambe al PNRR e finanziare con risorse dedicate, perché quelle che ci sono non sono sufficienti. Ecco, tra l'altro, a proposito di risorse, chiudiamo, mostriamo l'ultima slide che è i costi di cosa stiamo parlando, perché questa non autosufficienza ha dei costi spaventosi. Le RSA hanno 342.000 posti letto, i domicilio 3,5 milioni di anziani che vengono assistiti a casa, la spesa pubblica di 7,2 miliardi di spesa pubblica, 7,2 miliardi di spesa familiare, quindi tanto quella pubblica quanto quella familiare. Per quanto riguarda invece le spese dei badanti sono vabbè, c'è il sommerso, io non lo citerei neanche perché c'è un sommerso pazzesco, comunque 24,3 miliardi di spesa di tasca propria. Quindi alla luce di questi numeri, che li lascio proprio in chiusura per fare delle riflessioni dei costi che ci sono, e purtroppo i soldi hanno anche una loro importanza, quindi non solo gli aiuti, sussidi, supporti eccetera, però tutto quantificato anche è un mondo. Io direi di rinviare un ulteriore appuntamento magari per poter fare un approfondimento ulteriore, perché necessita parlarne, comprenderlo, familiarizzare con certe dinamiche, perché più se ne parla più diventano concrete in qualche modo. Quindi io vi ringrazio di essere stati qui con noi, grazie alla segretaria Tina Cupani, grazie a lei di averci raggiunto, è stato gentilissimo, viene dall'Emilia Romagna, grazie a Maria Trentin, Dipartimento Sociosanitario dell'FNP del Veneto, a voi telespettatori grazie di averci seguito in questa serata. Per avere tutte le informazioni per questo settore in modo particolare comunque rivolgetevi alle sedi di FNP CISL presenti su tutto il territorio del Veneto, ma io direi nazionale a questo punto. Grazie, buon proseguimento. Grazie.